Ciao ragazzi, il tema della giornata mondiale della radio del 13 febbraio 2025 è radio e cambiamenti climatici. Per questo tema la radio, più che fare informazione, si è immolata attuando lo switch off che aveva il proposito di risparmiare l'energia elettrica impiegata per alimentare i trasmettitori. L'Organizzazione delle Nazioni Unite della Cultura, l'UNESCO, chiede alle radio di implementare l'informazione su questo argomento. Ma mentre c'è stato lo switch off delle radio, nessuno, ad esempio, ha detto chiaro e tondo che le guerre e far brillare delle bombe non solo uccide delle persone, ma nuoce gravemente alla vita del nostro pianeta. Ecco, vi invito ad ascoltare questo speciale realizzato grazie alla base informativa messa a disposizione dall'UNESCO e, come al solito, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube. Ciao a tutti! Radio Magazine. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the voice of the Andes, HCJB. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Lá em cima do Luciano, um chute seco do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou por ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Montota. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Il tema della giornata mondiale della radio del 13 febbraio 2025 è radio e cambiamenti climatici. Il 2025 segna un anno cruciale per i cambiamenti climatici. In conformità con l'Accordo di Parigi, se l'umanità vuole limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi, le emissioni di gas serra devono calare immediatamente. Proclamata nel 2011 dagli Stati membri dell'UNESCO e adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012 come Giornata Internazionale delle Nazioni Unite, il 13 febbraio è diventato Giornata Mondiale della Radio, ovvero World Radio Day. È l'UNESCO che è la diramazione dedicata alla cultura delle Nazioni Unite. Con questa giornata si rivolge come sempre alle fasce di popolazioni più deboli, dove la radio mantiene ancora un forte impatto sociale e può sopportarle di fronte ai cambiamenti climatici. Ovviamente è chiaro che l'argomento è rivolto a tutte le radio del mondo, anche dei paesi industrializzati. La radio italiana si colloca senz'altro nel contesto più ampio del panorama europeo. Per prima cosa possiamo dire che la radio nella nostra regione geografica è andata ben oltre nell'informare le popolazioni circa i rischi dei cambiamenti climatici, e qui il riferimento è ad esempio ai risvolti sull'agricoltura, i raccolti, la pesca, all'aria che respiriamo. Le radio, che in generale hanno nei loro palinsesti ottimi giornali radio e programmi informativi di approfondimento, non hanno semplicemente informato, ma si sono letteralmente immolate rispetto a tutte le argomentazioni dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento e del cosiddetto elettrosmog. Nel corso degli ultimi 30 anni la radio si è annientata e annullata per questi argomenti. Se pensiamo alle trasmissioni su onde corte e onde medie, le radio pubbliche impiegavano trasmettitori super potenti con potenze che oscillavano dai 500 ai 1000 kW. L'alimentazione era quasi sempre effettuata con centrali elettriche dedicate ai centri trasmittenti. Quasi sempre vi era alloggiato anche un reparto supplementare, il cosiddetto gruppo elettrogeno, ovvero un alimentatore a gasolio che entrava in funzione per accendere i trasmettitori in caso di mancanza di corrente. Si può facilmente intuire quanto possa influire negativamente sull'ambiente il dover produrre energia elettrica talmente elevata semplicemente per alimentare un trasmettitore, potenze che potevano tranquillamente accendere le luci di un'intera cittadina con centinaia di migliaia di abitanti. Queste potenze sono state sprecate per anni per accendere i trasmettitori delle nostre radio e anche delle nostre televisioni. Si può collocare tranquillamente quale argomento correlato a questo la questione dell'elettrosmog, ovvero le onde hertziane che per le persone che vivono in prossimità delle antenne trasmittenti sono motivo di malattie e malessere come cancro e leucemie,
oppure chiaramente l'impatto sul paesaggio e ambiente di un pilone autoirradiante per onde medie costituito da torri alte centinaia di metri. Non che oggi le pale eoliche siano da meno, però addirittura i nostri politici dicono che addirittura le pale eoliche il paesaggio lo abbelliscono, un po' come in passato i mulini a vento. Dunque, dal momento che agli inizi degli anni 90 si è capito che grazie a un satellite per diffusione diretta denominato Direct Broadcasting Satellite, ovvero quelli che inizialmente potevano essere ricevuti con un'antenna parabolica da 1,20 m di diametro e poi sono diventate sempre più piccole, parliamo soprattutto di satelliti quelli dell'Eutelsat e dell'Astra, da quel momento preciso si è capito che si poteva coprire un intero continente con un trasmettitore a bordo del satellite detto transponder da potenze limitatissime non superiori ai 50 watt, alimentato a pannelli solari o a batterie ricaricabili, satelliti con pro e contro, da una limitata vita operativa di massimo 4-5 anni e la cui messa in orbita comunque non esula dall'impiego di carburante per i missili, dei missili spaziali che poi li devono mettere in orbita. Un missile abitualmente brucia tonnellate di carburante, quindi siamo praticamente a un cane che si morde la coda, ma dove evidentemente il gioco vale la candela. Ecco dunque il vero motivo per il quale lentamente è iniziato lo switch off di tutte le radio a onde corte e medie, con risparmi di energia e riduzione di inquinamento, e se non è immolarsi questo, ditemi che cosa è. Tuttavia la politica di switch off è stata applicata a nostro parere in maniera selvaggia e indiscriminata, in quanto per un lento adattamento degli ascoltatori ai nuovi mezzi si sarebbe dovuto mantenere acceso almeno un impianto per ogni paese. Oggi siamo alle app che consentono di ricevere una radio direttamente sul cellulare, ma non abbiamo ancora trovato la soluzione per ridurre i ponti radio per telefonia mobile. Ovvero c'è il sistema, ma è lento a decollare, ci sarebbero i satelliti a orbita bassa, già usati per la radionavigazione assistita e per gli antifurti delle auto. Insomma, tutto questo ha causato un vero e proprio suicidio delle radio, ovvero un attentato alla libertà di informazione, in quanto con l'uso di nuove tecnologie indiscriminato, molte radio hanno perso un enorme mole di ascoltatori che non li seguono più. Ad esempio il digitale per la radio italiana, arrivato per ultimo in tutta Europa, ha lasciato migliaia di ascoltatori spaesati, soprattutto chi abitualmente continuava a utilizzare come mezzo di ricezione l'autoradio, non sempre attrezzata ora e adesso a ricevere il digitale. Ecco, poi dicevamo delle radio che fanno buona informazione e possono parlare di tutti gli altri temi inerenti ai cambiamenti climatici. La stragrande maggioranza delle radio italiane trasmette unicamente musica a palla, e quelle che 50 anni fa erano nate come radio libere a tutela della libertà di informazione e espressione del pensiero, in realtà tutelano solo la libertà di commercio, avendo un palinsesto oberato di pubblicità e peggio ancora sottoposto alle regole di mercato o ai discografici che impongono i loro pupilli di cui trasmettere il nuovo single. La responsabilità in parte anche del legislatore, che ha portato le spese di concessione alle stelle e ha lasciato morire le radio locali ai piccoli imprenditori. È pur vero che le radio sono suddivise per aree tematiche e ci sono le talk radio, dove chiaramente tutto il discorso cambia, ma chiaramente si contano come le mosche bianche. I nomi sono noti, come Radio 24 legata al gruppo Sole 24 Ore, oppure Radio Capital a Roma, Radio RTL o anche Radio Popolare di Milano, per finire per Radio Radicale, oltre chiaramente a Radio Rai. E purtroppo l'informazione nelle radio rimanenti è limitata generalmente a uno streaming sito giornale radio di massimo 3 minuti l'ora o tutto al più alle radiocronache di calcio. Non mi sovviene, per quanto ne sappia, che nessuna radio o media nazionale abbia sollevato la voce dei suoi programmi informativi per denunciare un fatto importante, che è un vero attentato all'inquinamento e ai cambiamenti climatici, ovvero le guerre. Le guerre, sganciare bombe su Kiev in Ucraina oppure su Gaza in Israele, fa brillare di continuo ordigni con tonnellate di esplosivo,
Ecco, questo nuoce non solo alle vite dei bambini, donne, anziane, ma nuoce anche alla vita del nostro pianeta, la nostra madre terra. Ecco, vi ricordate qualche anno fa quando parlavano di continuo di bombolette spray, di deodoranti oppure del sapone da barba che contenevano gas inquinanti e nocivi al buco nell'ozono? Ecco, sono riusciti perfino a togliere l'olio di palma dai biscotti, ma nessuno ha ancora detto che le bombe non solo uccidano, ma inquinano. Entro il 2030 le automobili che circolano in Europa dovranno conformarsi a dei nuovi standard anti-inquinanti, probabilmente dovrà sparire del tutto l'alimentazione a gas, gasolio e benzina. È un argomento che centinaia di migliaia di automobilisti nell'abitacolo delle loro auto ascoltano di continuo ogni mattina dai giornali radio, da quelli che ancora fortunatamente vengono trasmessi. Da parte sua l'Organizzazione Mondiale per la Cultura delle Nazioni Unite, UNESCO, è consapevole che in un'epoca caratterizzata dalla velocità vertiginosa dell'innovazione tecnologica e dalla rapida obsolescenza di una piattaforma nuova di zecca dopo l'altra, la radio sta iniziando il suo secondo secolo di servizio come una delle forme di media più affidabili e ampiamente utilizzate al mondo. Un media, come si è spesso detto, facile da realizzare, quasi a costo zero, è in grado di arrivare sulla notizia in tempo reale. A tutti i professionisti e volontari della radio ovunque nel mondo l'UNESCO rende omaggio al loro lavoro quotidiano e al loro impegno per il futuro del nostro pianeta. Nell'era dell'intelligenza artificiale, afferma una nota dell'UNESCO, accanto agli onnipresenti social network, la radio di qualità è ancora universale e popolare, considerata il mezzo più affidabile, oltre a rendere popolari i concetti ambientali, trasmettendo informazioni verificate, indipendenti da poteri economici, ideologici e politici. La radio può influenzare la percezione degli ascoltatori del cambiamento climatico e l'importanza attribuita all'argomento. In onda tramite streaming live o on demand, la radio può aiutare a plasmare l'agenda pubblica con il potenziale di influenzare gli affari pubblici. Per la base informativa dedicata a questa giornata, l'UNESCO non manca di sottolineare l'importanza di raccogliere fonti attendibili e di qualità sui temi dei cambiamenti climatici, pur sapendo della scarsezza di risorse finanziarie e di personale di cui oggi le radio possono disporre. Il fondamento dell'indipendenza editoriale di una radio, dice l'UNESCO, è condizione essenziale per erogare un servizio di interesse pubblico, un'informazione libera, svincolata dagli interessi delle aziende e della politica, quanto dagli attori della vita istituzionale e dalle fonti consultate. Il richiamo fatto alle radio è di una maggiore interazione con gli ascoltatori, che spesso hanno una vasta conoscenza dei cambiamenti climatici che li coinvolgono, soprattutto se provenienti da comunità rurali e popolazioni indigene o coloro che hanno vissuto disastri ambientali in località specifiche come l'inquinamento da siti industriali, carenze alimentari indotte dal clima, acque reflue non trattate e così via. Sostanzialmente le radio locali, oggi qui da noi quasi annullate, conoscendo bene il tessuto sociale, hanno maggiori possibilità di fare una corretta informazione sui cambiamenti climatici. Anche nel caso di disastri naturali, e lo abbiamo visto con le alluvioni nel Ravennato, qui da noi in Italia, la radio diventa l'unica fonte di informazione e supporto per le popolazioni. E qui c'è una dimenticanza da parte dell'UNESCO che afferma la radio funziona anche senza elettricità e internet. Non è proprio così, non è un dettaglio da poco, perché qualche tempo fa l'Unione Europea voleva imporre alle case costruttrici di cellulari e smartphone di inserire obbligatoriamente nei cellulari anche la radio, mentre oggi per ricevere la radio su uno smartphone devi comunque avere accesso ai dati, cioè accesso a internet, scaricare un'app e sentirla attraverso un'app.
sono poche i cellulari che dispongono direttamente di una radio a modulazione di frequenza o onde medie per poter ricevere direttamente la radio. E quindi torniamo a quello che dicevamo all'inizio dello switch off selvaggio applicato per le onde medie, che invece potevano raggiungere in modo diretto gli ascoltatori, e mentre oggi addirittura col passaggio digitale della radio italiana la situazione è addirittura peggiorata. In tal senso notiamo il coraggio e lo spirito di iniziativa di piccoli imprenditori locali che, grazie alle opportunità del Mise, stanno acquistando le frequenze a onde medie prima utilizzate della RAI e stanno riaprendo talune frequenze che con pochi kilowatt possono coprire un'intera regione. Quindi parliamo di un servizio pubblico la cui palla torna di nuovo ai privati. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Un altro argomento spinoso sollecitato dall'UNESCO per questa giornata è proteggere i giornalisti ambientali e la libertà di informazione. Negli ultimi 15 anni 44 giornalisti sono stati uccisi e 749 attacchi sono stati registrati in 89 paesi. L'UNESCO ha pubblicato una nota informativa sui dati e le tendenze sugli attacchi ai giornalisti, che include anche un nuovo sondaggio tra i giornalisti sulle minacce che affrontano quando si occupano di questioni ambientali. Oltre il 70% dei giornalisti intervistati ha affermato di essere stato attaccato, minacciato o sottoposto a pressioni per questo tipo di informazioni. Tra coloro che hanno segnalato attacchi e minaccia o pressioni, il 60% ha segnalato molestie online, il 41% è stato aggredito fisicamente, un quarto invece ha dichiarato di essere stato aggredito legalmente, il 75% ha affermato che ha avuto un impatto sulla propria salute mentale, quindi dei danni psicologici. Un argomento di discussione è quindi l'importanza della sicurezza per i giornalisti che informano il pubblico sui cambiamenti climatici, compreso le sfide che devono affrontare. Il 2024 è stato l'anno più caldo, abbiamo citato le alluvioni del Ravennato, l'UNESCO ovviamente cita gli incendi in California, in passato abbiamo avuto quelli in Australia. Per noi che siamo in un paese dove non c'è digital divide e possiamo fare informazioni accedendo alle fonti presenti su internet, possiamo facilmente approfondire questo tema per capire quali sono i progetti ambiziosi dell'Accordo di Parigi, dove ogni paese è tenuto a presentare un progetto per ridurre le proprie emissioni di gas. L'accordo si prefigge peraltro di fare una sorta di mappatura di come si raggiungeranno nel mondo questi obiettivi regione per regione. Per quanto riguarda l'Unione Europea, questa compie degli studi attraverso il satellite di rilevamento Copernicus, che rivela di come sia esponenziale l'aumento della temperatura nella nostra area geografica negli ultimi anni. In questa occasione è bene far sapere della 30ª conferenza delle parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ovvero COP30, che si terrà a novembre 2025 in Brasile. E infine una raccomandazione dell'UNESCO per come celebrare questa giornata mondiale della radio. Possiamo tranquillamente scriverla nelle note di colore, ovvero in quelle note che in ogni pezzo giornalistico devono suscitare buoni sentimenti o un sorriso. Ecco, l'UNESCO chiede di rappresentare in radio
anche i suoni della natura. Ecco, dove registriamo noi qui a Napoli abbiamo tutte le mattine degli uccellini che cinguettano, che grazie a Dio non soffrono ancora della mancanza di acqua, anche se in estate anche per loro c'è qualche problema, e quindi vi lasciamo con questi suoni. Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazine@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.